qua in Villa Contarini Fondazione Ghilardi. Per questo evento per noi della Fondazione, ma anche per la Villa Contarini Fondazione Ghilardi, è sicuramente storico. Storico per il valore dell'opera che è esposta, ma storico anche per l'inizio di questa collaborazione che abbiamo voluto qualche anno fa, stabilire e concordare con il MUVE, la Fondazione di Venezia, i Musei Veneziani, per creare questo, diciamo così, gemellaggio in un ambito strettamente culturale, che vede ancora una volta Piazzola su Brenta legata a Venezia. È quasi naturale la cosa, perché se non altro il Brenta ci collega. Però ci collega ovviamente questa villa, la storia di questa villa, la famiglia Contarini, e quindi insomma per noi è un grande onore per tutti questi motivi. Credo che avremo modo di apprezzare questo quadro in maniera, diciamo così, approfondita stasera, ma anche nel prossimo periodo, perché rimarrà qua alcuni mesi. E credo che oltre a questo, questo rapporto che noi abbiamo iniziato con il MUVE, mi piace anche evidenziare il rapporto già intercorrente con il Teatro La Fenice, che vedo qua il rappresentante della direzione artistica che ci sta ascoltando, e che ringrazio di essere venuto, visto che stasera peraltro abbiamo anche un concerto, che ormai loro sono, diciamo così, abituali qua dentro, e quindi questo, diciamo, rapporto Piazzola su Brenta Venezia, insomma, ci sta dando molta soddisfazione. E allora noi, nel definire questa serata, l'abbiamo chiamata serata veneziana, una serata che i piazzolesi offrono a Venezia, in realtà. E qua abbiamo diverse persone che rappresentano Venezia, e quindi io direi che andiamo avanti, perché dopo, diciamo così, che quanto sentiremo e quanto vedremo insomma sarà di notevole interesse, ma molto di più di quello che potrei dire io. Credo sia d'obbligo, prima di tutto per me, leggere due telegrammi che ci sono pervenuti, molto significativi. Uno riguarda il Presidente della Regione del Veneto, proprietario, legale rappresentante di questa villa, dottor Luca Zaia, che ci dice: ringraziando del cortese invito, mi duole comunicare che, come già anticipato dalla mia segretaria, a causa di concomitanti impegni istituzionali non potrò partecipare all'inaugurazione della mostra L'impronta di Andrea Mantegna, un dipinto riscoperto del Museo Correr di Venezia. Questo è il titolo che abbiamo dato all'organizzazione, ma anche al quadro e anche a questo incontro. Esprimo la mia presenza ideale e affido alle seguenti righe il mio applauso per lo straordinario lavoro di indagine che, permettendo la storia scoperta, anima questo suggestivo appuntamento culturale, non solo per la città, ma anche per l'intero Veneto. Il dipinto che raffigura la Madonna col Bambino, San Giovannino e Sei Sante è stato gravemente alterato nel tempo. Grazie alla bravura dei restauratori, ai quali rivolgo le mie congratulazioni, questa opera d'arte non solo riaffiora dalle nebbie del passato, ma ci dona una nuova suggestione e un interessante punto interrogativo per la storia dell'arte. Una giornata così speciale, infine, non poteva che avere una colonna sonora all'altezza. Mi congratulo per la decisione di arricchire l'inaugurazione con l'organizzazione di un apposito concerto che, potendo contare sulla partecipazione degli artisti della Fenice, costituisce un inno al bello e una lode alla bellezza che solo l'arte e la musica possono donarci. Rinnovando la mia vicinanza e augurando il successo a entrambe le iniziative, concludo porgendo a tutti i presenti e alle autorità partecipanti il saluto della Regione del Veneto e il mio più cordiale. Credo che meriti un applauso. Scusate se ve l'ho suggerito. Un altro telegramma altrettanto significativo è quello del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Il MUVE è un ente del Comune di Venezia, della città di Venezia, per cui diciamo che ho titolo pieno anche sull'opera in questo caso. Egregio direttore, desidero ringraziarla per il gradito invito a partecipare all'inaugurazione della mostra L'impronta di Andrea Mantegna, che si terrà il prossimo 10 maggio. Purtroppo impegni istituzionali già assunti non mi consentiranno di essere presente fisicamente.
Quella di oggi è un'occasione di festa, grazie al prezioso e instancabile impegno dei conservatori di Fondazione Musei Civici, che ogni giorno si prendono cura dell'immenso patrimonio del Comune di Venezia che, come amministrazione, abbiamo l'onore di aver ricevuto e continuiamo ad arricchire. Ringrazio la Fondazione Gherardi che con noi ha accettato la scommessa di restaurare l'opera riportando alla luce uno dei tanti tesori nascosti dei nostri depositi. A coronare l'importante evento ci sarà un'altra eccellenza della nostra città, il Teatro La Fenice, che accompagnerà gli ospiti in una splendida fusione di musica e arte. A tutti i presenti e a coloro che si sono impegnati per realizzare questo evento va il mio plauso e il saluto della città di Venezia e mio personale. Luigi Brugnano. Anche qua. Quindi è sicuramente un giorno di festa per tutti noi, credo. Io cederei però la parola per un suo saluto, e non solo, benvenuto, all'avvocato Aldo Rozzi-Marin, che è il sovrintendente di questa villa e che insieme abbiamo reso possibile questo evento. Prego, avvocato. Buonasera a tutti. Solo due parole per dire che oggi è una giornata speciale per la villa, una giornata speciale per Piazzola, città del Mantegna. Sono anni, quante riunioni, incontri, che si sognava una giornata come oggi, che è stata resa possibile grazie alla collaborazione delle importanti istituzioni che hanno ideato, curato, pensato questa splendida giornata. È una grande emozione pensare a quanti vorrebbero essere stati oggi con noi a questa inaugurazione dell'impronta di Andrea Mantegna, un dipinto ritrovato, un plauso quindi alla Fondazione Gherardi, al Museo Correr di Venezia, a chi ha curato la mostra. E che dire per la villa? Oggi si torna a essere quel luogo di cultura, quell'arte che arricchisce già lo splendido programma che anche la Fondazione Gherardi fa durante l'anno in Villa Contarini. Buonasera, grazie. Cederei la parola all'assessore Deborah Mazzon, che rappresenta il comune di Piazzola sul Brenta. È l'assessore alla cultura, quindi è assolutamente competente e quindi gli diamo gentilmente e poi con molta buona volontà anche il microfono. Non so se l'altezza sia giusta, spero di sì. Sì. Buonasera a tutti, buonasera da parte mia e da parte del comune di Piazzola sul Brenta. Ringrazio anch'io gli organizzatori della mostra, in particolare Fondazione Gherardi, la Fondazione Musei Civici di Venezia e Villa Contarini e tutti coloro che hanno partecipato, perché noi piazzolesi viviamo un po' questa malinconia di essere con ogni probabilità il luogo di nascita di Andrea Mantegna, ma di non aver mai avuto qualcosa di tangibile che lo riconducesse a questi luoghi. E questa malinconia oggi viene colmata grazie appunto all'opera di tutti coloro che hanno organizzato questa esposizione e che ci avvicina e ci inorgoglisce assolutamente. Questo evento fa parte di un progetto un po' più di ampio respiro che è cominciato circa 3 anni fa e che ha visto la collaborazione del Comune, di Fondazione Gherardi, della Villa e di Fondazione Cariparo e di altri soggetti e della famiglia Toffanin che vedo qui alla mia destra e che si è svolta in una serie di iniziative che avevano lo scopo di avvicinare il nostro territorio Mantegna e di riproporlo ancora una volta instancabilmente anche con mezzi digitali. In particolare è stata fatta la digitalizzazione delle sue opere grazie a un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e principalmente rivolto alle scuole. È stata fatta poi una mostra di incisioni di scuola mantegnesca grazie alla famiglia Toffanin che ha contribuito all'acquisto e alla donazione al comune di Piazzola di 30 incisioni che vanno dal 1500 alla fine dell'800 e questo evento rappresenta il coronamento e la fine di questo percorso
che devo dire è stato sicuramente uno dei più belli che ho potuto sperimentare nel corso del mio mandato. Primo perché è stato veramente il frutto della collaborazione di tutti coloro che operano per la cultura a Piazzola, e secondo perché ci ha permesso proprio di entrare approfonditamente nella storia del nostro territorio, conoscerlo, conoscere cosa pensiamo noi di Andrea Mantegna, quanto ne sappiamo e quanto ci teniamo a che insomma, la sua figura sia valorizzata. Quindi non posso che rinnovare i miei ringraziamenti, i miei complimenti, perché il quadro è davvero straordinario, e augurare una buona visita. Ecco, questo evento, questa occasione per conoscere meglio e da vicino il Mantegna non sarebbe stato possibile se il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ghilardi non avesse aderito alla proposta che era venuta appunto del MUVE. E quindi per me è un grande onore dare la parola al mio presidente, il professor Giorgio Orsoni. Allora, non voglio dilungarmi con i ringraziamenti ovviamente a tutti coloro che hanno contribuito al buon esito di questo lavoro. È un lavoro stato importante e delicato, perché affrontare un quadro sconosciuto e riportarlo e attribuirlo presumibilmente a un autore così importante è una grossa sfida, una sfida che in qualche modo fa un po' tremare le vene dei polsi, perché ovviamente questo può suscitare tutte le riflessioni dal mondo della critica dell'arte, ma mi sembra che si sia individuato il modo giusto per presentare questa scoperta, una scoperta fatta nei musei civici di Venezia, che hanno un patrimonio, inutile dirlo, conosciamo tutti qual è l'importanza di quel patrimonio anche nascosto. E questo ci ha poi dato lo stimolo per avviare una relazione con i musei civici, con Venezia, che è, come dire, la naturale interfaccia di questa villa di Piazzola. La Villa Contarini è stata creata, è stata fatta all'epoca da un doge, da una famiglia importante di Venezia, come erano tutte le ville venete, delle specie di fabbriche, di luoghi di produzione agricola, eccetera, ma la caratteristica della Villa Contarini era anche quella di voler produrre cultura musicale, è stata dedicata soprattutto a quello, ma cultura in generale. Ecco, questa è la strada che poi il fondatore della Fondazione Ghilardi, il professor Ghilardi, aveva voluto riprendere, unitamente ovviamente agli interessi in campo medico che a lui stavano particolarmente a cuore e che ha abbinato a questa missione della Fondazione. Quindi la Fondazione è particolarmente lieta e orgogliosa di aver partecipato a questa iniziativa. Devo dire che ho il dispiacere, il rimpianto che non sia qui con noi l'avvocato Tofanin, che era uno dei più grandi sostenitori della ripresa del Mantegna qui a Piazzola, del riportare a Piazzola anche il ricordo di Mantegna. Con lui abbiamo parlato più volte dei suoi progetti e purtroppo non è con noi. Avrei avuto molto piacere che fosse lui a poter godere di questo momento. Basta, mi sto dilungando troppo, quando si dà un microfono a qualcuno è sempre pericoloso. Posso solo dirvi che il legame con Venezia, e penso di poterlo dire a ragion veduta, con la villa è un legame molto ma molto forte. Ieri sera ho parlato col sindaco Brugnaro, che era dispiaciuto di non poter essere, ma mi ha detto di portare anche
personalmente il suo saluto e di augurare a questa mostra e all'iniziativa il miglior esito possibile. Grazie alla Fondazione. Grazie Presidente, colgo l'occasione per strapparti impegni anche per il futuro, sempre di questo tipo, perché Piazzolla ne ha proprio bisogno. Mi crei un sì, piccolo allora. Perché no, mi serve anche questo tuo appoggio, perché adesso devo riversare nell'altro fronte, quindi alla Presidente Garibaldi Maria Cristina del MUVE, che è quella che ci dà il MUVE, è quello che ci dà i quadri, che ci può dare i quadri, che potrebbe darci altri quadri. Prego Presidente. Mi dai un dito quando mi provocano, è proprio è il mio pane. No, allora intanto io ringrazio chi mi ha preceduto e che mi ha fatto i ringraziamenti, ma forse dobbiamo fare un passo indietro. I ringraziamenti li deve fare la Fondazione, li deve fare il MUVE, perché siamo qui, perché Venezia deve restituire agli uomini e alle donne del territorio quello che hanno fatto per Venezia, ed è giusto che oggi noi siamo qui, ed è giusto che questo sia un cammino che apre altre porte, perché le ville venete sono un patrimonio di tutti, perché c'è l'invidia al mondo. E lo dico alla persona che vive in una villa veneta e che sa le difficoltà di vivere in una villa veneta e dei costi a mantenerla, quindi è un patrimonio immenso che dobbiamo fare di tutto. Una delle prime cose che ho fatto quando sono diventata Presidente è ovviamente osservare i musei, osservare le opere che avevamo, ma soprattutto andare a vedere i depositi, perché quello che dobbiamo fare è aprire i depositi, perché abbiamo dei contenuti dove poi magari mancano, abbiamo un contenitore dove però mancano i contenuti, ed è questo che dobbiamo fare. Il lavoro egregio che è stato fatto da parte di Fondazione, lo dobbiamo in questo caso, dobbiamo fare un grande applauso ad Andrea Bellieni, perché è lui l'uomo che io sono la Presidente e lui Mario, ma bisogna dare il giusto peso alle persone che hanno contribuito. Andrea, io lo ricordo quando in punta di piedi è arrivato nel mio ufficio con gli occhi lucidi e che mi ha detto: Presidente, penso di aver visto qualcosa, ma non ti dico niente, fammi fare qualche giorno, aspetta e poi ti porto su. Io l'ho guardato, l'ho preso per il coppino e gli ho detto: portami, fammi sognare, fammi emozionare. Ecco, e da lì credo che ci sia proprio stata tutta una storia insieme che abbiamo condiviso. Naturalmente io ringrazio la Fondazione Ghirardi, il suo presidente Orsoni, il direttore Cavinato, ma chi è che dobbiamo ringraziare? È Sonia Finzi, perché ancora una volta le donne, per piacere un applauso a Sonia Finzi per il lavoro che ha fatto dietro le quinte, perché è stata inarrestabile, perché non ha mollato l'osso, perché comunque è riuscita a portare a casa il risultato. Io sono molto orgogliosa di essere qui e ho apprezzato molto le parole dell'assessore, e quella malinconia questa sera non ci deve essere, perché l'impronta di Mantegna, potremmo dire Andrea Mantegna, questa impronta che continua a dire oggi è tornato a casa. E questo è estremamente importante. A ottobre tornerà nel nostro Museo Correr, ma quello che per me è importante è che ci sia un percorso di continuità. Quindi, perché per me quando la visione proprio di chi fa il mio mestiere, di chi si trova a presiedere una fondazione con un patrimonio immenso, con dei depositi che sono importantissimi, è proprio quello della democratizzazione della cultura, condividere la cultura, tenere le opere nascoste nei musei non serve, nei depositi non serve a nessuno. Grazie di cuore a tutti. Io mi sento di ringraziare Sonia Finzi, che è un membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Ghirardi, con la quale ovviamente collaboriamo, e essendo anche lei veneziana abbiamo modo di
considerare, trattare, approfondire tutta la cultura veneziana e per quanto possibile anche spostarla un po' più nella terraferma, come potrebbe essere qua in Villa Contarini e Piazzola Subretta. La Fenice e questa mostra con il rapporto con Juve nasce appunto da questo interesse di Sonia Finzi, veneziana, ripeto, verso Piazzola, verso Villa Contarini. Bene, un'opera è fatta da un autore, è curata da un museo, però quando si va a restaurarla serve anche qualcuno che sorvegli l'opera, che la valuti, che la apprezzi e che spinga. Bene, quindi cedo la parola a Magani Fabrizio, che è il sovrintendente di Venezia, perché qui lui aspetta un attimo. Sì, sono Aldo, il sovrintendente di Venezia, è qui per salutarvi. Qualcuno di voi sa che sono anche molto affezionato a questo posto e devo dire che anche a me sono piaciute molto le parole dell'assessore alla cultura, perché mi pare che abbiano riassunto il senso di questa operazione, cioè un'opera ha un nome se si avvicina con confidenza, no? E quindi è diventato Mantegna, perché si sente come Mantegna quest'opera. Quindi credo che al di là del gioco di parole sia proprio il senso dell'appropriazione del patrimonio, ed è esattamente quello che è capitato negli ultimi mesi, forse un anno. Mi è stato chiesto e mi ha fatto molto piacere di scrivere una piccola introduzione, e poi so che è piaciuta a Bellieni perché casualmente ci siamo ritrovati anche se eravamo a distanza. Mi pare che ci sia una bella operazione circolare, cioè è stato trovato un oggetto che non si sapeva cos'era, no? E quindi è stato usato l'occhio, sono stati usati gli occhi, che secondo me sono la prima dote che deve dimostrare un buon conoscitore storico dell'arte, o comunque un buon conoscitore di opere antiche. E poi è scattato immediatamente un restauro, altra cosa non scontata. E poi alla fine è uscito un nome, un'ipotesi di nome. Mi pare che sia questa, chiamatela come volete, triangolazione, operazione circolare, funziona tutto bene, tutto perfettamente. Io alla buona dico, in questa operazione non si è buttato via niente, si è recuperato veramente tutto il sapere, la tecnica, la volontà, la passione. Ricordo, io ho visto per circa una mezz'ora la restauratrice, che poi sono due che sono intervenuti. È una cosa abbastanza impressionante, devo dire. Uno dall'esterno bisognerebbe riprendere quei momenti e mostrarli, perché c'è stata una specie proprio di prova di forza su questo restauro molto complicato. So che anche i nostri funzionari, in particolare un funzionario storico dell'arte della mia soprintendenza, ha dato un aiuto non banale. Insomma, l'avete capito, siamo tutti molto contenti di questo pomeriggio. Grazie, arrivederci. Grazie al sovrintendente Magani, che ci onora della sua presenza, peraltro. Però adesso passo la parola all'architetto Bellieni, Andrea, che è il direttore del Colère, con il quale abbiamo per più di 2 anni, diciamo così, confabulato un po'. Abbiamo confabulato. Adesso abbasso il microfono. Credo che meglio di lui nessuno possa descrivere il percorso seguito per il restauro. Siete già tutti a conoscenza, diciamo, del fatto saliente, cioè di questa scoperta, diciamo, che celebriamo qui questa sera. Una scoperta che, a dire il vero, è avvenuta parecchi anni fa e che è maturata un po' nel tempo e è passata attraverso, diciamo, diverse fasi. Diciamo che io mi sono appunto imbattuto in un pezzo di legno dipinto che poco lasciava vedere di cosa realmente era, di quale era realmente il suo valore. Pochi sprazzi, diciamo, di luce che però lasciavano intendere, intravedere una qualità pittorica straordinaria, veramente non comune, e una, diciamo, somiglianza compositiva generale con un quadro famoso di Mantegna, o meglio
da molti storici dell'arte attribuito a Mantegna, che oggi si conserva presso l'Isabella Stewart Gardner Museum di Boston. Quindi su questa somiglianza già è scattato, diciamo, il primo allarme, poi alimentato poi dalla indubbia qualità che almeno a tratti il dipinto dimostrava, e da lì è cominciato un percorso un po' lento, che è passato attraverso fasi, diciamo, di studio, di indagine anche tecnologica, e dopo dovrò ringraziare chi in effetti si è fatto carico di queste parti, e infine appunto di un restauro difficile, complesso, veramente non comune, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista, direi, proprio come dire, della metodologia e dell'etica, diciamo, del restauro. Devo dire che il tempo che mi è occorso è stato anche quello che mi ha consentito di individuare il chirurgo, cioè il restauratore che sarebbe stato capace di portare in porto felicemente un'operazione tanto difficile. Non è scontato, no, le capacità del restauratore rispetto al caso specifico di restauro che si ha davanti, no? Come appunto nelle malattie, negli specialismi medici, no? Bisogna avere lo specialista, il medico, chi affronta, il chirurgo, chi sa affrontare con la specializzazione proprio, ma anche con la motivazione, con l'etica, con tutto il bagaglio possibile e immaginabile, un caso così particolare. E quindi diciamo che l'operazione ha poi preso quota quando appunto sono riuscito a individuare in una straordinaria restauratrice friulana, Milena Dean, colei che sarebbe stata capace di restituire a nuova luce il pezzo di legno dipinto. L'operazione è definitivamente decollata quando si è stabilita l'alleanza tra la Fondazione Musei Civici di Venezia e la Fondazione Ghirardi, attraverso una telefonata che mi ha raggiunto verso sera, una sera. Io sono solito trattenermi in ufficio nelle ore appunto dopo le 4 fino alle 6:30 e anche oltre, perché sono le ore migliori per poter rispondere alle email, scrivere qualcosa, no? Squilla il telefono ed è una cara amica, eccola lì, è Sonia Finzi, già ricordata prima, la quale mi lancia lì una cosa, no? È impegnata appunto nella Fondazione Ghirardi con il nome di Mantegna, no? Così un po' sopra la testa. Mi dice: ma Andrea, il Correr non è niente di Mantegna? Ma lei benissimo sapeva che nel catalogo del Museo Correr non figura ufficialmente un Mantegna, però io gli rispondo: ce ne sono due a Venezia, uno ce l'ha la Galleria dell'Accademia a San Giorgio, l'altro lo straordinario San Sebastiano ce l'ha la Cadoro, ma musei civici ufficialmente sprovvisti. Io però gli dico: guarda, veramente ci stiamo lavorando, cioè lo stiamo cercando, e forse no. E da lì è nato tutto, direi, no? La fase finale negli ultimi 3 anni del restauro, dove veramente Milena Dean, già ricordata, straordinaria, non finirò mai di ringraziarla, si è dedicata veramente, vorrei dire, giorno e notte, sabati e domeniche, a questo restauro di questo dipinto anche piccolo, no? Ma così complesso. Restauro complesso perché il dipinto appunto nella sua storia è stato veramente sfortunato. Adesso io non vi parlo naturalmente del dipinto perché sennò veramente sforiamo le 8:30, ma è un dipinto che, sono certo, arriva da Mantova, naturalmente dalla corte dei Gonzaga, ed è passato attraverso i secoli, appunto, subendone conseguenze abbastanza pesanti dal punto di vista proprio della restituzione dell'immagine, no? Con lacune, con mancanze, anche con alcune parti, per esempio, in ombra dei visi sfigurati. Quindi veramente un restauro difficile, un restauro che magari qualche restauratore, come dire, un po' radicale di qualche anno fa avrebbe, come dire, risolto lasciando tutto com'era, no? Quindi lasciando i buchi e le facce sfigurate così. In realtà appunto oggi nella pratica moderna del restauro non si va più così, e bisogna trovare quella misura, diciamo, per restituire l'immagine senza rifare, no? Sarebbe stato più facile rifare le parti mancanti un po' di mano, no? E il gioco sarebbe stato fatto. No, qui vedrete
come appunto il restauro è stato affrontato, cucendo con grande misura in un dipinto che è come una miniatura, quindi usando un pennello che è praticamente un pelo, no? I visi, le parti rovinate senza rifare, no? Senza falsificare l'opera originale. E qui Milena Dean ha avuto un braccio destro fedelissimo. Milena Dean purtroppo oggi non può per ragioni familiari essere qui con noi, ma è presente appunto questo suo braccio destro, Sara Menon, eccola lì. Ecco, facciamo un applauso a Sara e lo estendiamo idealmente anche a Milena Dean. Ecco, e quindi insomma attraverso un processo abbastanza lungo, con la collaborazione, come diceva il sovrintendente, di un bravissimo funzionario di sovrintendenza, uno storico dell'arte, lo voglio nominare, Davis Valenti, no? Che è stato veramente di grande aiuto. Vorrei mezz'ore se non ore di discussione, no? Su come risolvere appunto un particolare di risarcimento, di ricostruzione, di integrazione, no? Con grande intelligenza, con grande pacatezza, quindi anche, come dire, con equilibri caratteriali tra le persone che dovevano andare al loro posto. E insomma, il restauro è arrivato a conclusione, l'opera è qui presentata per la prima volta. Direi che il mio lavoro di museografo e di conservatore è arrivato al suo compimento, no? La fase A è stata chiusa. È bello dire che da Piazzolla può cominciare per il nostro dipinto la fase B, che è quella appunto invece dello studio, dell'approfondimento e del dibattito, perché noi ce la siamo detti, no? Noi siamo abbastanza convinti che si tratti di Andrea Mantegna e della sua mano. Abbiamo anche degli argomenti per dirlo, adesso non stiamo qui a sottilizzare, però vedete che prudentemente il titolo non è Andrea Mantegna, no? È l'impronta di Andrea Mantegna, perché siamo sicuri di una cosa, che il disegno è suo, che l'ideazione è sua, no, che l'esecuzione, che la mano sia la sua. Ecco, questo può essere discusso dagli storici, e giusto che questo sia. Qualche storico dell'arte è già venuto in studio a vederlo. Le posizioni sono, come dire, sfumate, diverse, ma sarebbe veramente bello che magari sul finire di questa mostra in autunno, magari qui a Piazzolla, tra Piazzolla e il Correra, si potesse organizzare una tavola rotonda, un seminario proprio per mettere a confronto gli studiosi su questo argomento, per come dire, dissimulare diciamo, questo dilemma, Andrea Mantegna sì, Andrea Mantegna no, naturalmente, che è quello che si appassiona di più, ma anche approfondire tutti i misteri che sono intorno a questo dipinto. Chi ne fu il primo o la prima, molto più probabilmente, committente? Qual è il suo significato oltre a quello religioso apparente? Io la fase B un po' l'ho già aperta, no? Quindi un po' di ipotesi mie le ho anche riversate nei pannelli. Io mi sono convinto che si tratta di un dipinto molto legato alla corte dei Gonzaga, in particolare a Isabella, chiamando in causa i rappresentanti femminili della famiglia Gonzaga e della famiglia d'Este. Quindi, diciamo, per intersporta persona, cioè impersonate dalle sante eponime, queste 6 sante di cui alcune riconoscibili ma altre no, sono in realtà trasposte rappresentanti di queste 2 famiglie principesche, tutte coetanee, tutte da pochissimo sposate. Siamo intorno al 1490-92. L'urgenza per tutte era quella di avere prole, procreare l'erede maschio per le famiglie rispettive a cui erano sposate: Montefeltro, Sforza, no, c'è Beatrice, duchessa di Milano, c'è Isabella Isabella Uffa, Elisabetta Gonzaga Montefeltro. Quindi parliamo delle grandi famiglie italiane del Rinascimento, no? La presenza di Santa Margherita, che ho potuto individuare, protettrice dei parti e delle gravidanze, dà un significato particolarissimo a questo dipinto tutto al femminile, e giustifica anche il fatto che ce ne siano più di uno
no? Proprio perché probabilmente ha concepito il dipinto come da riprodurre in multiplo e per essere destinato a rappresentanti diverse di queste due famiglie, no? Il nostro dipinto in realtà non è stato quello veneziano, siamo anche certi, questa è un'altra parte del suo mistero, che non è stato completato, quindi non è stato probabilmente consegnato alla sua ideale destinataria. Ecco, quindi tutti questi misteri, no, che coinvolgono la storia, poi non sappiamo assolutamente come è arrivato nelle mani di Teodoro Correr, il nostro collezionista, come ha fatto arrivare a Venezia un dipinto da Manto, avrei una traccia, l'ho anche già indicata naturalmente, attraverso l'ultimo duca probabilmente che viene in esilio a Venezia nel 1707. Ecco, tutto questo sarebbe molto bello che potesse essere appunto discusso in maniera allargata in un evento che magari la fondazione musei, la fondazione Ghilardi potranno organizzare. Concludo con doverosi ringraziamenti, veramente alcuni li ho già fatti, e allora il primo, devo dirlo, lo faccio alla mia fondazione, che mi ha messo nelle condizioni di poter compiere questo meraviglioso lavoro. Qualcuno, quando ho cominciato a farlo, mi ha detto: guarda Andrea, tu non lo sai, ma noi stiamo facendo il più bel lavoro del mondo, no? Ci prendiamo cura del tesoro delle città, delle comunità. Non è cosa da poco questo. Io ne sento la responsabilità, l'onore e anche un po' l'orgoglio, quindi grazie alla fondazione che mi mette, come dire così, mi dà questa opportunità di occuparmi del tesoro di Venezia addirittura, io che sono di terraferma. Ecco, allora grazie alla fondazione Musei e grazie alla fondazione Ghilardi naturalmente, la persona del professor Orsoni, del direttore Cavinato, dello straordinario staff tutto della fondazione, grazie a Sonia, l'ho già ricordata, grazie alla sovrintendenza. I restauratori li abbiamo citati, Milena Dean, Sara Menon. C'era stato un primo restauratore che per primo aveva cominciato a sondare la qualità del dipinto, ed era stato Antonio Bigolin nel lontano 2012, forse Antonio è anche qui presente. E poi devo ringraziare anche chi ha realizzato le analisi strumentali, quelle che hanno dato, diciamo, per esempio, che ci hanno mostrato il disegno a spolvero sotto al nostro dipinto coincidente con quello sottostante al dipinto di Boston. Sono Matteo De Fina, Gianluca Poldi e poi gli specialisti del reparto di radiologia del USL Venezia, il dottor Paolo Sartori e la dottoressa Michela Di Sarò, che ci hanno messo a disposizione nello straordinario pomeriggio i loro macchinari, tra cui anche la TAC, nella quale abbiamo fatto entrare il nostro quadro. Momento di ilarità quando la macchina ha cominciato a dire con la voce registrata al quadro: trattenga il respiro. Prezioso appunto per queste analisi, proprio per capire per esempio che il paesaggio, sotto il paesaggio ridipinto c'era ancora buona parte del paesaggio antico, per cui potevamo fidarci a rimuovere la ridipintura perché sotto avremmo trovato comunque qualcosa. Ecco, poi ringrazio naturalmente anche gli amici di Boston, devo dire, i titolari del quadro gemello, la direttrice Peggy Fogelman, che sarà qui a Piazzola probabilmente a fine mese, il conservatore Nathan Silver e la restauratrice Holly Salmon. Sono stati veramente gentilissimi a fornirci per esempio la documentazione fotografica HD, preziosissima per il nostro restauro, del loro dipinto. Voi sapete che i due dipinti coincidono addirittura, non solo i disegni, ma proprio in maniera impressionante. La dimostrazione la potete avere attraverso il multimediale straordinario che avete qui a disposizione. Questo l'abbiamo fatto noi della Fondazione di Venezia, perché poi ce lo terremo, no, e lo metteremo in funzione quando il dipinto arriverà nella sua casa definitiva di nuovo al Museo Correr. L'apparato multimediale che è stato curato dallo studio UBIS di Federico Dei Rossi con Marco Morbiato. Ve lo raccomando particolarmente perché lì è proprio evidentissima la coincidenza dei due dipinti. Ecco, a livello informatico elettronico la comparazione, la sovrapposizione proprio a vista l'avete in maniera restituita, in maniera assolutamente immediata.
E da ultimo devo dire anche un grazie a chi mi ha dato una mano alla presentazione anche estetica del dipinto, che era senza cornice. Abbiamo realizzato una cornice un po' particolare, direi molto veneziana, una nostra bella cornice autentica del Museo Correr, l'abbiamo adattata al dipinto e poi l'abbiamo arricchita con 4 foglie, con 4 gioielli in realtà sugli angoli. Sono stati, questa realizzazione la devo all'amico, se mi posso permettere, Antonio Camali della gioielleria Vesco, gioielleria storica sotto le procurative, o meglio sotto la napoleonica direi, quindi proprio in casa, che appunto su mia idea, diciamo, e poi appunto con la realizzazione di Emiliano Favero dell'Appunto Oro, appunto ha reso possibile questo arricchimento estetico simbolico. C'è la foglia d'acanto, c'è la perla, c'è il rametto molto mantegnesco di corallo. Ecco, insomma, osserverete a margine del dipinto anche questo tocco di oreficeria veneziana secondo l'antica tradizione veneziana degli oresi. Ecco, che altro dire? Basta? Non sono le 8:30, l'ho detto prima. Grazie. Sicuramente merita l'applauso più importante, perché effettivamente la sua, diciamo, maestria ci ha portato qua. No, bisogna dire quello che è, insomma, no, un pezzo di legno. L'abbiamo definito un pezzo di legno all'inizio, 3 anni fa, no? Allora, quindi quello che bisogna dire, insomma. No? Volevo aggiungere che ringrazio della presenza della signora Grazia, che la signora Toffanin, e anche a me sarebbe piaciuto essere seduto Paolo, ma questo non è stato possibile, e comunque lo ringraziamo ancora, e lo ringrazieremo in vita, perché il suo attaccamento al Mantegna è incommiabile, storico. Qua a Piazzolla è ben noto, ma ripeto, è ben noto anche non solo a Piazzolla. Devo ringraziare anche della sua presenza il dottor Henry, che è il direttore della Fenice, che è anche membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Ghirardi, che ha voluto essere presente. Lo ringrazio. Anzi, il dottor Henry, se anche lei mi dà una mano a dire che va bene che noi collaboriamo, non sta male, se vuole. Quindi a me non dispiace, perché dopo quando andiamo in consiglio... Eccomi qua a sorpresa, ma voi sapete che noi del mondo dello spettacolo siamo flessibili, per cui comunque siamo pronti a qualsiasi cosa. Bene, il Teatro La Fenice ha una relazione di lunga durata con la Fondazione Ghirardi, non solo attraverso diciamo la parte più istituzionale, quindi con un componente comunque del Teatro La Fenice che adesso è rappresentato dalla mia persona all'interno del Consiglio d'amministrazione, però anche con un teatro che esce dal manufatto di Campo San Fantin ed esce all'interno del territorio, e quale migliore occasione di poter avere gli strumentisti del nostro teatro per delle esibizioni che vengono fatte all'interno del territorio. E mi pare che le Ville Venete, come è stato detto in precedenza anche da tutti coloro che mi hanno preceduto, sia il posto ideale per poter parlare di arte e parlare di musica, e quindi perché la valorizzazione si ha attraverso il contenuto, non solo con il contenitore, no? E quindi per noi è un grande piacere essere presenti, così come è nella nostra missione, per quello che riusciamo a fare anche all'interno del territorio. E quindi, caro direttore, per noi essere qui, mi raccomando, tutti presenti alle 20:15 questa sera per l'esibizione dei nostri strumentisti. Ringrazio il dottor Henry, che ci segue da vicino da parecchi anni. Non mi resta di dare alcune informazioni pratiche. Intanto volevamo
festeggiare questo momento con un drink che lo faremo nell'auditorium della villa, che è la parte, diciamo, nobile di questo di questa maestosa dimora. Però volevo anche aggiungere che la mostra, il quadro sarà a disposizione del pubblico fino al 27 di ottobre, che è una domenica, quindi abbiamo tutto il tempo per visitarlo con calma, e ovviamente bisognerà prenotarsi perché sono sempre visite accompagnate all'interno della villa, e magari nei nostri detti troverete scritto come, ci saranno noi come fondazione per i gruppi, mentre la biglietteria della villa per i singoli e quant'altro, anche perché ci sono combinazioni di visita che vedono mostra, villa, parco, eccetera. Quindi insomma visitate la villa, visitate questa mostra fino al 27 di ottobre, perché dopo l'anno prossimo invece potremo esibire qualche altro quadro, qualche altra opera, e quindi è tutta un'altra storia. Sarà tutta un'altra storia. Ringrazio per questo anche i volontari che ci danno una mano, perché dobbiamo assistere all'opera, dobbiamo seguirla, ha un certo pregio, un certo valore, quindi dobbiamo essere presenti, e quindi nell'essere presenti ringrazio i volontari che si prestano, come si sono prestati un paio d'anni fa per la mostra che abbiamo fatto su Dante, sui 700 anni della morte di Dante, quindi ringrazio anche loro perché si rendono disponibili e rendono possibile anche questa iniziativa. Vi ringrazio gli altri membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione, la Isabella Longo, e dopo mi pare, io ho citati tutti credo, e non ho dimenticato nessuno. Grazie.